Sciami di imprese, della meccanica, della plastica, del mobile ai lati della via Napoleonica. Un brulicante alveare manifatturiero del nord-est. Quasi un trasudamento umano e tecnologico della Zanussi, matrice virtuosa e fertile, per decenni capitale mondiale dell'elettrodomestico bianco. Pochi semi di un imperscrutabile destino che fanno fiorire una moltitudine di sogni individuali, nati nello spirito della sfida e del miraggio della ricchezza, materializzati nella nuova città di marmi degli anni 60. E sopra questi marmi ha aleggiato l'anima di un orgoglio pordenonese inedito. Un'identità costruita sui talenti, chiamati numerosi alle ricche fucine dell'arte di fare impresa. Una volontà di intraprendere che diventa contagio quotidiano nei reparti di fabbrica. Una moltiplicazione di imprese in filiere distrettuali. Prosperità inebriante, grandi opportunità che scavalcano le antiche rendite. Un mondo nuovo, dischiuso dalla Zanussi. La linfa vivificatrice di un manifatturiero che attrae sempre nuove competenze. Uomini e imprese misurano i loro talenti nell'arena mondiale e le eccellenze tracciano il recinto sacro alla loro unicità. La città verticale, la civitas turrita, dà sempre segno di potenza, dove si trasfonde il futuro sempre mutevole nella sommatoria delle generazioni, dove la fierezza si incastella per essere vista da lontano. Un grande crogiolo di competenze e talenti arrivati da cieli diversi. Un orizzonte moltiplicato che lentamente plasma un genoma sociale di piccola capitale del mondo contemporaneo. Un alveare di capannoni tra il Livenza e il Tagliamento, nei quali ogni giorno si trasmutano materiali in oro. Il miracolo della manifattura industriale che concede ai talenti di oltrepassare le millenarie privazioni imposte dalla terra. L'ascesa al mondo sulle ali delle imprese. Mezzo secolo di audacia creativa. Uno sfolgorante florilegio di opere. Un hub manifatturiero. Come per la scoperta dell'America, l'oggi segna ancora un'insanabile frattura con le certezze solo di ieri. La storia ha trovato ancora altre convenienze. Generare un valore distintivo è la nuova arte per i mercati. Competere sulla creatività, conoscenza, stili di vita. L'eccellenza manifatturiera, figlia e madre di un'eccellenza sociale. Il riflesso di una piccola città sopra la complessità del mondo. Il seme del futuro,
Migliaia di uomini che costruiscono insieme una dopo l'altra le opportunità che ancora abbiamo. Dall'industria tessile ottocentesca a Steve Jobs, il mondo è stato la metamorfosi di una farfalla e Pordenone ha vestito l'orgoglio del primato. L'oracolo della contemporaneità, la metamorfosi perpetua di se stessi, l'innovazione. Il futuro è sempre un viaggio nella mente dell'uomo, un sogno condiviso, la capacità di costruire insieme, un sortilegio quotidiano gettato sull'ombra ineludibile delle cose che passano.